società Molino Quaglia si occupa di macinazione del grano, farine per la pizzeria, per la pasticceria, per il pane. Un mio nonno aveva ereditato dalla famiglia un mulino sull'Adige perché era arrivata l'energia elettrica. E poi nel 1935 si è spostato qui nel paese. Era un periodo storico in cui c'era un mulino per ogni paesetto. Poi c'è stato mio padre che è riuscito comunque a trasferirci, insomma, questa grande passione per la farina, questa grande passione per il mulino. Qui ci troviamo in una struttura che era il vecchio molino, quando mio nonno proprio l'ha costruito, era la casa di famiglia, era il magazzino, era tutto. Io ricordo quando ero proprio bambino, il gioco era andare in mezzo al frumento, no? Era proprio giocarci, correrci sopra, insomma. O d'inverno venire dentro il molino perché il molino era caldo. Cioè ci sono queste immagini, no? E poi tutt'altra cosa è l'impianto di oggi, molta tecnologia, anzi io direi insomma un'esuberanza di tecnologia, cioè i contenitori non erano più in legno come alle spalle, ma dovevano essere tutti in acciaio, dovevano essere in cemento vetrificato, dovevamo avere le selezionatrici ottiche, dovevamo avere delle cose che oggi erano impensabili prima. Oggi parlare di qualità non è sufficiente, bisogna capire che cos'è la qualità. La qualità è qualità della materia prima, una materia prima che deve essere sempre più sostenibile, che sia frutto di un rapporto con l'ambiente nuovo. Si fa industria o si investe o si chiude. I PSR aiutano ad essere un po' più ricettivi nella voglia di investimento, per esempio in particolari momenti ad andare a definire l'innovazione, cioè la cosa un po' più particolare, queste cose che aiutano a migliorare la parte tecnologica degli impianti che ci permette di fare dei prodotti che sono in parte unici. Abbiamo un impianto importante che è per la stabilizzazione delle crusche. Siamo stati il primo mulino in Italia ad installare un sistema di controllo ottico per la selezione delle sementi. Noi per esempio controlliamo in tempo reale le dimensioni delle particelle della farina. Il PSR ti permette di affrontare parti dei investimenti aziendali che sono estremamente importanti perché ogni azienda tutti gli anni deve investire in qualcosa e in qualcosa che permetta l'innovazione. Una volta il mulino era l'elemento di sussistenza per la comunità. Noi siamo estremamente convinti che noi siamo oggi il primo tassello per una sana alimentazione. Una sana alimentazione vuol dire anche un impatto sulla qualità della vita decisamente importante e migliore per tutti i consumatori. Per noi il PSR Veneto è stato un'accelerazione di quelli che erano i nostri obiettivi, ci ha permesso di arrivare prima a fare certe cose.